Siamo giunti quindi al momento dei saluti e dei ringraziamenti e non posso non chiamare qui sul palco il nostro presidente regionale Franco Colussi e assieme a lui il presidente dell'USCI di Pordenone Carlo Berlese. Prego. A loro il compito di chiudere questa rassegna. Beh, io mi ripeto sempre in queste occasioni perché dico il sentimento che mi anima quando ascolto questi bravi ragazzi, questi bei cori. Innanzitutto un grazie a tutti i coristi, i maestri, le famiglie, le scuole che fanno in modo che nasca al loro interno un coro. Sono delle preziosità veramente importanti, sia per l'educazione dei nostri ragazzi che per la trasmissione di importanti valori. Oggi abbiamo sentito un bel pomeriggio di musica, abbiamo sentito cori più esperti, con una storia, con esperienze importanti. Abbiamo sentito il coro che ha debuttato la prima volta su un palcoscenico importante e tutti si sono sentiti tranquilli, alla pari di fare il loro lavoro, fare il loro programma. Questo è bellissimo, questo dobbiamo coltivarlo e tenerlo sempre come un grande valore, perché questo fa in modo che ai ragazzi venga trasmessa la passione del canto, della voce e del far musica. Grazie veramente a tutti. Grazie a Carlo Berlese ed ora la parola al presidente dell'USCI del Friuli Venezia Giulia, Franco Colussi. Buonasera a tutti. Parto ripetendo alcuni ringraziamenti, ma mi corre l'obbligo di farlo davvero, all'amministrazione comunale di Pordenone per la concessione di questo bel teatro e del patrocinio gratuito. Il caso ha voluto che oggi Pordenone abbia diversi eventi, Pordenone Pensa, la festa dello sport, però il teatro qui è comunque pieno e quindi l'offerta oggi a Pordenone era davvero varia e ringraziamo di nuovo l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Alessandro Ciriani e dell'assessore Pietro Tropeano per averci dato questo teatro. Questa manifestazione nostra è biennale ed è sempre ed è itinerante. L'ultima edizione si era tenuta al Giovanni da Udine, pure gremito, ed è bello insomma che questi giovani che si impegnano così tanto possano esibirsi in teatri importanti della nostra regione, provare anche l'emozione di avere un pubblico numeroso e dare il meglio di sé. Dai ringraziamenti al Comune passerei ai saluti a tutti i rappresentanti delle istituzioni qui presenti. Una cosa molto bella è che alcuni dei cori qui presenti sono accompagnati anche dei sindaci del loro comune. E questo significa che nelle comunità in cui operano le istituzioni supportano questi cori e ne capiscono il valore. Quindi un grazie anche a questi sindaci presenti qui oggi al fianco dei loro cori e naturalmente un grazie anche ai rappresentanti delle scuole che sono qui presenti pure per accompagnare i loro ragazzi. E naturalmente il grazie più grande, come già diceva Carlo, va ai bambini, ai ragazzi che si sono preparati a lungo per venire qui. Spesso noi diciamo che è giusto investire nei ragazzi perché sono il futuro della coralità, però io dico anche oggi abbiamo toccato il presente e il presente anche è importante. Sapere di avere questi ragazzi che cantano così bene ci dà davvero la forza per andare avanti e anche di sperare in un futuro ancora migliore. E mi corre l'obbligo di naturalmente ringraziare anche l'associazione provinciale che ci ospita oggi, quindi Carlo, grazie, siamo a casa tua.
insieme a molti amici qui nella prima fila, che davvero è bello vedere consiglieri, commissari artistici che provengono da tutta la regione. Sarebbe troppo lungo elencarli, ringrazio solo uno dei due vicepresidenti, Federico Driussi, dei vicepresidenti regionali, e naturalmente un saluto a tutti gli altri e grazie per... Nella penombra vedo anche l'altro vicepresidente, Daniela Snidersic, sì, l'USCI regionale ha due vicepresidenti, Federico Driussi e Daniela Snidersic, entrambi presenti qui. Grazie naturalmente per la vostra presenza. Avrete notato oggi pomeriggio 7 maestre, 7 direttrici e un solo maestro, tutti bravissimi. La riflessione che facevo è tanta professionalità ma anche tanta passione, perché la cifra, quello che distingue insomma, il lavoro di questi maestri secondo me è proprio la passione che riescono a trasmettere ai ragazzi. Quindi noi come associazione regionale siamo davvero fortunati ad avere questi maestri, speriamo di averne sempre di più e auguriamo loro di poter continuare sempre con lo stesso entusiasmo e di continuare ad animare i ragazzi. Un grazie grandissimo allo staff dell'USCI che ha organizzato questo pomeriggio, capitanato da Pierfilippo Rendina, insieme a Cristiana Fornasier, Lucia Vinzi, Rossana Pagliaga, Alessandra D'Andrea e molti altri collaboratori che non riesco a nominare anche per paura di dimenticarne qualcuno. E non ultimo un grazie alla presentatrice Lorena Fain che ha dismesso il ruolo di vicepresidente regionale e presidente dei cori di Gorizia, è venuta oggi a salutarci, insomma, presentando la manifestazione. Chiudo davvero perché sentite i ragazzi giustamente fremono dietro e mi spiace ripetermi ma è doveroso davvero ai genitori che sostengono i loro figli in questa straordinaria avventura. Bene, grazie Presidenti, restate qui perché vorrei chiamare qui sul palco anche tutti i direttori dei cori che si sono esibiti questo pomeriggio con un rappresentante, con un corista, una corista, perché vorremmo lasciare un ricordo di questo pomeriggio. Verranno consegnati ad ogni coro una targa, un attestato e anche una copia di Dindolon Campanon, Ninnanan e canti filastrocche della tradizione corale della provincia di Pordenone, curato da Ambra Tubello e pubblicato da l'USCI del Friuli Venezia Giulia, che contiene il CD registrato proprio dal coro che abbiamo qui alle mie spalle. Quindi maestri accompagnati da un rappresentante del coro, e per consegnare questi ricordi del pomeriggio vorrei qui sul palco accanto a me anche i due vicepresidenti che sono stati citati, quindi Daniela Snidersic in rappresentanza della provincia di Gorizia e Federico Driussi della provincia di Udine. Ecco che stanno arrivando, saranno consegnati in ordine di esibizione. Mettiti lì. Ecco, dicevo, verranno consegnati in ordine di esibizione, quindi il coro dell'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento di Valvasone Arzene, diretto da Carla Brovedani. Consegna Carlo Berlese. Il coro di Voci Bianche Udite Nova di Staranzano, diretto da Gianna Visintin, consegna Federico Driussi.
il coro della scuola elementare Josip Jurčić di Duino, diretto da Barbara Corbatto, e consegna il nostro presidente regionale. Ed ancora il piccolo coro Natissa di Aquileia, diretto da Patrizia Dri, consegna a Daniela Snidersic. Il coro di voci bianche della scuola di musica di Mossa, diretto da Anita Persoglia, consegna Carlo Berlese. E il coro di voci bianche Fran Venturini di Domio, diretto da Susanna Zeriali. Consegna Federico Driussi. Il coro di voci bianche Artemia di Tor Viscosa, diretto da Denis Monte, e consegna Franco Colussi. E per concludere, i piccoli cantori di Rauscedo, diretto da Cristiana Fornasier, e consegna Daniela Snidersic. Bene, io vorrei ringraziare davvero tutti, ma non so se riuscite a sentire questo brusio che proviene dal retropalco, ma questo significa che la serata ha ancora una sorpresa in serbo. Quest'anno c'è una novità, quindi ritroveremo sul palco tutte le coriste e i coristi che si esibiranno in un brano d'assieme, l'inno alla gioia per tutti noi, e saranno diretti da Carla Brovedani ed accompagnati al pianoforte da Paolo Scodellaro. Io adesso ringrazio tutti voi, vi faccio accomodare per lasciare posto ai cori. Grazie ancora. Ci vorrà solo qualche minuto perché tutti trovino il loro posto. Stanno entrando. Qualche momento, ecco. Allora, se volete, facciamo il conto alla rovescia. Sono 220 coristi che dovranno sistemarsi. Adesso piano piano prenderanno posto. Dopodiché chiuderemo con la musica e con un brano significativo questo pomeriggio che mi auguro sia stato piacevole per tutti voi. Siamo quasi a metà. Ecco, un applauso, sì. Accogliamoli e accompagniamoli con un applauso.
Ci siamo quasi. Quindi vi lascio all'ultimo brano, all'inno alla gioia. Ah, eccoli, i più piccoli. Bene, intanto che stanno finendo di sistemarsi, vi dicevo, vi lascio questo brano d'insieme, l'inno alla gioia, diretto, eccoli. Bene, ce l'abbiamo fatta davvero. Eccoli qua, un grande applauso. L'appuntamento è al prossimo anno, ma con i cori giovanili. Questa è Primavera di Voci per i cori di voci bianche, tornerà fra 2 anni, e quindi vi lascio augurandovi una buona serata con l'Inno alla gioia, diretto da Carla Brovedani, accompagnato al pianoforte da Paolo Scodellaro. Buona serata a tutti. Gioia
Un grazie ancora a tutti e un grazie a Lorena Fain che ha presentato questo concerto e che chiamo alla mia sinistra. Arrivederci alla prossima Primavera di Voci.